Il piatto che ci propone l'antica dimora del Gruccione, un albergo diffuso che si trova a Santo Lussurgiu, di proprietà di Gabriella Belloni, sono le seadas, perché parlo di tre, e quindi la seada che viene arricchita con vari condimenti. Seada con casizzolu. Ingredienti: farina di grano tenero, farina di grano duro, acqua, cagliata acida che normalmente si usa per produrre il casizzolu, miele di arancio o di cardo, composta di fichi, pompia di siniscola. Si impasta la miscela di farina, di grano tenero e grano duro miscelati in parti uguali, con acqua. Si tira la sfoglia e da questa si ottengono dei lunghi rettangoli di pasta. Nel frattempo prepariamo la farcitura, che si ottiene aromatizzando la cagliata fermentata che viene usata per produrre il casizzolu, finemente tritata, con zucchero e della scorza di limone. Si pongono su una delle strisce di pasta delle piccole quantità di ripieno a breve distanza una dall'altra. Si sovrappone la seconda striscia alla prima e si tagliano dei dischi di pasta all'interno dei quali si trova il ripieno. Friggere le seadas così ottenute in un tegame con olio extravergine d'oliva fruttato leggero. Il condimento, una volta fritto, abbiamo tre proposte. La prima proposta è con una composta di fichi, la seconda è con un miele d'arancio o di cardo e la terza è con la pompia di siniscola. La pompia di siniscola non è nient'altro che un agrume che viene appunto candito con del miele. È un agrume che viene svuotato perché il frutto all'interno è piccolissimo, mentre il frutto esterno è decisamente una palla molto grande. Di questo agrume non se ne conosce niente, soltanto nel 1700, metà del 1700, si è iniziato a parlarne, a scrivere nei libri di questa pompia, però non se ne conosce né il nome originario, tantomeno la provenienza. Ci sono degli studi, ma ancora oggi la pompia resta un mistero, ma non è un mistero la sua qualità, la sua bontà.